Buone stelle da Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Ciao a tutti amici dell'oroscopo, ben ritrovati anche in questo mercoledì 29 giugno, siamo pronti, io sono Maria e siamo insieme alle stelle di Radio.0, per questo dicevo siamo, e quindi andiamo a sentire le ultime novità, andiamo a capire un po' come andrà questa giornata. Ariete, partiamo da voi, a cui spetta una giornata un po' monotona, le questioni di lavoro e i problemi familiari rischiano infatti di rubarvi molto tempo ed energie, mantenete però la calma e affrontate le cose una alla volta, inseguite invece le occasioni di svago per risollevare l'umore. Toro, invece per voi protagonista la luna nuova, puntate sulla sua amicizia perché vi permetterà di concentrarvi sulle cose migliori del presente, muovetevi con calma, prudenza, un po' di sangue freddo, date invece una mano a un amico che sta passando un momento spiacevole, aiutatelo. Gemelli, mercoledì in cui vi farete carico di alcuni problemi pratici inerenti alla quotidianità che molto spesso tendete a delegare, lo sappiamo, una vostra grande caratteristica. Un buon accordo invece con il partner è una relativa tranquillità, quindi uno stato tranquillo che di questi tempi non sono da disprezzare, godeteveli tutti. Cancro, voi avete la luna nuova e il sole che si abbracciano nel segno. Cosa vorrà dire, vi starete chiedendo? Metteranno in risalto l'intuito e la vostra tenacia, risorse utili per inseguire i vostri sogni, quindi molto bene. Giove invece litiga con il sole, la scalata al successo quindi vi apparirà un po' più faticosa, ma un gradino alla volta e arriverete in vetta. Amici del Leone, state attraversando un periodo di crescita professionale interiore con ottime prospettive per il futuro, ma non dovete dimenticarvi, non dovete trascurare soprattutto la famiglia per la carriera. Raccogliete quanto avete seminato con calma, con pazienza, godetevi la compagnia dei vostri cari. Vergine, lucidità e intuito per voi, che vi consentiranno di avanzare richieste, ampliare l'attività, sganciarvi da situazioni poco soddisfacenti, legami affettivi inclusi. La competizione nel lavoro vi vedrà invece vincenti, ma non venite meno alle regole del vostro modo di operare, non sarebbe giusto. Chi non è oggi al massimo della forma e dell'umore sono gli amici della bilancia. Vi converrà attuare delle strategie difensive con il preciso intento di risparmiare le vostre risorse, così è meglio. Rinunciate a uscite stancanti, magari anche a proposte molto allettanti. Prendetevi una pausa, fate ordine in testa, in casa e nel cuore. Scorpione, vi attende una giornata tutta in dolcezza, ma che getterà una luce nuova su spinose faccende di vecchia data. Attenzione, la fiducia nel futuro vi aiuterà a superare qualsiasi ostacolo. Fatene buon uso, si riallacciano pure rapporti allentati con i parenti. Felici? Sagittario, fortunatamente non siete tipi che rimuginano sul passato voi, vi basta un buon sonno per recuperare l'ottimismo e ripartire con la giusta carica. Messe a tacere le polemiche, cercate invece un accordo per concludere un progetto importante che vi sta molto a cuore. Punto di forza odierno in questo mercoledì dei Capricorno è il vostro naturale e salutare sguardo disincantato. Lo vediamo, sogni e fantasie non hanno proprio presa su di voi. Tra i capricci del partner, i figli ribelli e i musi lunghi, ritagliatevi qualche momento di assoluto silenzio, ne avete proprio bisogno. Acquario, mercoledì di quiete, di relax per voi, ma è soltanto una pausa, nel bene e nel male nuove emozioni vi attendono e prestissimo. Se alberga in voi qualche strascico di negatività dell'ultimo periodo, con tutta calma disponetevi a sgomberarne il campo, ne siete capaci, lo sappiamo. E chiudiamo con i nostri pesci. Essere sereni si può, avete capito bene, soprattutto con la luna nuova in Cancro. Un richiamo al vostro elemento, alla vostra capacità di nuotare abilmente tra tutte le sfumature della vita. Occupatevi con energia di ciò che avete trascurato e anche delle questioni lavorative che più vi stanno a cuore, perché le porterete a termine da vincenti. Ed erano queste quindi le novità di questo mercoledì, ora è tempo di andarle a vivere, quindi vi aspettiamo domani, ancora con una giornata da scoprire insieme. A tutti un buon mercoledì e buona fortuna! Radio.0, la miglior radio del Friuli Venezia Giulia. Radio.